insegnato letteratura italiana e latino prima, ho fatto la dirigente scolastica e quando me ne sono andata in pensione invece mi sono dedicata a quella che sempre era stata ed è ancora oggi la mia passione, che è l'arte. Ho cominciato a seguire una serie di artisti, alcune delle quali sono state premiate questa sera qua, le ho anche indicate io. E quindi sono, come dire, sono soddisfatta della mia vita, sono soddisfatta perché ho realizzato quello che volevo e che mi è sempre piaciuto, ecco. Certo, con difficoltà, alcune difficoltà. Io ho cominciato a fare la dirigente scolastica a Nicosia e quindi ho percorso la Sicilia in lungo e in largo, Castellammare, Partinico, insomma, ho conosciuto molte realtà.